Genesi capitolo 15. La promessa lo figlio. Dopo tutto che si fatto, la parola del Signore fu indirizzata a Abram in una visione. Non da paura Abram, io so quello che ti difende. La maggioranza tua sarà assai rossa. E Abram rispondendo dicette: Signore e Dio mio, che mi darai? Io mi sto avvicinando alla morte senza figlia e l'erede della casa mia sarà Eliezer e Damasco. Poi continuando a parlare Abram dicette: O Vican, tu non mi radi una discendenza in serva mia, sarà l'erede, tutto è bene mio. E stesse tanto fu indirizzata a essa che sta parola del Signore. Non sarà chista l'erede tua, perché l'erede tua sarà una che nascerà a te. Poi Dio portai fuori e le ricette. Guarda il cielo e conta le stelle, se sei capace di contare, e poi ognette, a così sarà la discendenza tua. Abram credette in tuo Signore, che mettette in tuo conto suoi con maggior giustizia, e poi le ricette. Io sono con Signore, chi che ti ha fatto uscire in da terra e ora dei Caldei, per consigliare in mano tua, per sempre tutto questo paese. Signore, tu che sei pure Dio mio, rispondette Abram, come faccio io a sapere che mi darai il possesso di questo paese? E il Signore Dio le ricette. Pigliami una ienga di 3 anni, una grape 3 anni, un zimmere 3 anni, la torturella e un palume. E tappia tutte queste bestie, e spartette a mezzo e mettette ogni mezzo faccia fronte al lato. Ma non spartette l'aucella. Tutta l'aucella era pace, cominciava a savuttare coppa che la carne. E Abram cercava di scacciare, quando il sole se ne stava trasendo. Un suono roce che retta un cuore all'Abram, all'indrasatta, uno schiante che retta un cuore a essa. E tanto il Signore ricetta a essa. Tu sai pure che i discendenti tuoi saranno come forestieri in un paese che non appartiene a loro. Saranno fatti schiavi e saranno scamazzati per 400 anni. Ma che la nazione che loro avranno servuto sarà castigata a me. E sulla roba lasceranno là con una ricchezza assai rossa. Perché quello che importa a te, ti assicuro che morirai. Bacia e ti farà già unire ai padri tuoi. E sarai portato in Duisburg, roba una vecchiaia assai felice. L'inda la quarta discendenza non erano nata volta qua, perché l'infamità e l'amorreia non è ancora arrivata in zina a cima dei capelli. Roppa che solo se ne era uscita, si era fatta notte, una lampa di fumo e una sciacquola di fuoco passava in mezzo a tutte quelle bestie. E rende che lo stesso giorno, il Signore, congruette che sta alleanza, soia, con Abram. A tutta la discendenza tua, io darò tutte queste paesi, a rendo giù e l'Egitto, zina a chi lo giù assai rosso e l'Eufrate. Tutto paese dimostra che Kenite, Kenizite, Cadmonite, Littite, Perizite, e Refaim, l'Amorreia, Cananeia, e Girgasei, Leveia e Jebuseia.